Ed infine, grazie a Regione del Veneto, andiamo a scoprire il nostro litorale, le nostre straordinarie spiagge. Ottima proiezione per l'estate in corso, la Riviera Veneta registra prenotazioni per tutta la stagione. Sulla costa infatti gli indicatori sono molto positivi e lo erano fin dalla primavera, quando Pasqua e Pentecoste hanno dimostrato la grande voglia di residenti e ospiti vicini e lontani di frequentare spiagge e servizi. Tuttavia l'obiettivo per le 9 località di mare rimane corale, ovvero migliorare sempre di più la qualità dell'offerta turistica. L'attenzione è rivolta ai turisti italiani e europei, vietato quindi sedersi sugli allori, fondamentale invece guardare al futuro. A dare fiducia sono i dati. Nel 2022 l'Alto Adriatico ha primeggiato in graduatoria estiva, piazzando 5 località nei primi 6 posti. Cavallino con 6 milioni di presenze da maggio a settembre 2022 e a seguire Bibbione, Jesolo, Caorle e Lignano. In totale l'Alto Adriatico ha registrato oltre 25 milioni di presenze. Il segreto del successo è quello di essere un luogo ideale per tutti i 130 km di coste dove non mancano acqua bassa, mare calmo e riparato, stabilimenti balneari, spiagge per cani ma anche spiagge libere. Non ultima la sicurezza, nato proprio nelle scorse ore l'Osservatorio sui salvataggi, un'idea partita da Cavallino ma già estesa a tutto il litorale veneto. Obiettivo: formare una capillare rete di sentinelle che forniranno dati su interventi effettuati in mare, spiaggia, piscine e campeggi. La modalità è quella di una semplice scheda da compilare con lo smartphone ad intervento concluso. Ne deriverà un rapporto triennale utile ad una migliore organizzazione del litorale veneto.